Sì. Onorevole, intanto è venuto nel nord-est a presentare la posizione anche dell'Italia dei Valori in vista delle prossime elezioni amministrative ma anche europee, a presentare anche il vostro candidato. L'Italia dei Valori è una formazione politica che vuole costruire un'alleanza di nuovo conio per offrire un'alternativa al Paese rispetto al governo che propone Berlusconi. Egli oggi ha detto che si riconosce nella Costituzione italiana, forse in quelle che si è scritto lui, posto che dal Lodo Alfano fino all'ultimo, quel che ha fatto oggi sulla sicurezza del lavoro, non mi pare che rispetti i principi fondamentali della Costituzione. E soprattutto per quanto riguarda la crisi economica, a noi pare che egli stia semplicemente facendo speculazione politica e finanziaria, togliendo ai poveri per dare ai ricchi. Io credo che in una situazione di questo genere sia necessario costruire un'alleanza, lo stiamo facendo laddove possibile, laddove ci sono delle candidature e delle professionalità di qualità nelle amministrative. A livello europeo invece candidiamo degli italiani di valori, non solo degli Italia di Valori ma soprattutto degli italiani di valore, e tra questi appunto per il nord-est abbiamo deciso di investire il nostro impegno politico in Gustavo Franchetto, perché ne riconosciamo la qualità, la capacità professionale e la possibilità di rappresentare al meglio questo territorio a Verona, in Europa. L'alternativa che rappresenta l'Italia dei Valori è l'alleanza anche con il PD. L'Italia dei Valori sa che per arrivare a governare in un paese dove ci sono due coalizioni bisogna stare in coalizione. Ovviamente non ci si può stare a occhi chiusi e a obbedire tacendo. Per questa ragione noi laddove è possibile cercheremo di costruire questa alleanza proprio col Partito Democratico, e anche a Verona aspettiamo di vedere, di capire che cosa succederà alla fine di questa competizione delle primarie per poter cominciare poi a dialogare con noi. Deve sapere il Partito Democratico a Verona che una volta finito le schermaglie delle primarie c'è da confrontare sul programma con l'Italia dei Valori, se vuole che l'Italia dei Valori gli dia una mano. Noi siamo aperti e disponibili, ma vogliamo confrontarci sul programma e sulle responsabilità. Siamo nella città del sindaco sceriffo, vi ha rubato la parola d'ordine e un po' il mestiere? No, la parola d'ordine e mestiere è quello di chi lavora per la legalità e nella legalità, non di chi aizza a farsi giustizia da sé e a usare la violenza per combattere la violenza. Al di là della parola poi ronda, ci tengo a precisare che in concreto il dovere di avvertire l'autorità non c'è bisogno di scrivere una legge, già c'è scritto nella Costituzione, e noi dell'Italia dei Valori pensiamo che ogni cittadino sia e abbia il dovere di avvertire l'autorità ogni volta che venga a conoscenza di reati. Farsi giustizia da sé, questo è da fare questo. Un grande applauso.